Una cerimonia del cielo che sarà ricordata come l'ultima del vescovo Agostino Gardin, con le indicazioni verso la comunità trevigiana, ma anche per aver bacchettato chi utilizza la religione per far politica. Chiaro il riferimento al ministro dell'Interno Matteo Salvini e alla contraddizione nel richiamo alla Madonna e contemporaneamente alla chiusura all'accoglienza di migranti. Qualcuno in verità, permettetemi di dirlo benevolmente anche ad alti livelli istituzionali, è solito ringraziare la Madonna, ma a quanto pare per ragioni che non sembrerebbero proprio trovare il consenso o la protezione della Vergine, almeno quella vera, quella che il Vangelo nel brano odierno ci fa conoscere e riconoscere, suscitando tra l'altro, occorre dirlo, il disappunto, l'indignazione dei veri credenti o di coloro che tentano di essere tali. E per questo l'indicazione del vescovo uscente alla sua diocesi è stata per il rafforzamento del sentimento di solidarietà che la moderna cerimonia del cielo deve confermare. Non mancano, grazie a Dio, non mancano anche nella nostra città coloro che con un cuore grande e generoso, in forme visibili o nascoste, a livelli più istituzionali o professionali o nell'intimità della loro casa o nel volontariato o comunque ponendosi in quelle realtà che Papa Francesco definisce periferie esistenziali, si fanno prossimi, come dice Gesù nel Vangelo, verso i molti feriti dalla vita, spesso resi emarginati. E anche in questo passaggio non è mancata la critica verso chi chiude le porte all'accoglienza. A me pare che tutti questi modi di porsi accanto agli altri, questo farsi fratelli e sorelle miti e accoglienti, dove altri magari vorrebbero azioni disumane per difendere la propria tranquillità, costituiscano per la città e per la società una vittoria di umanità e di bene, potremmo dire assai più significativa, per esempio, di quella piccola vittoria armata del 1300 che motivò l'omaggio odierno rivolto a Maria. Vorrei che questo cero fosse atto di gratitudine proprio per tutto questo bene che ho detto.